Paperback Writer. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Bene, oggi affrontiamo il tema dei premi letterari perché il premio Strega, che è il più famoso dei premi letterari italiani, sta entrando nella sua fase finale. In particolare, finalmente abbiamo la rosa dei titoli che correranno per entrare nella cinquina e poi eventualmente per vincere la manifestazione. Bene, signore e signori, abbiamo scoperto che in Italia nel corso nel 2025 sono usciti ben 79 romanzi che meriterebbero di vincere questo premio. Ora, tecnicamente che 79 libri siano degni di nota usciti nello stesso anno è abbastanza improbabile, devo dire. Ma qui si sa, insomma, che ogni libro viene presentato da un amico dalla domenica, così si chiamano i giurati dello Strega, e l'amico premia gli amici, quindi insomma si porta un po' di tutto, quello che capita. Tanto è vero che è quasi difficile ormai entrare in libreria, andare al bancone dei nuovi romanzi italiani e trovarne uno che non ha la fascetta del premio Strega. Se voi siete in grado di identificare alcuni di questi romanzi che non partecipano al premio Strega, segnalatelo e metteteli da parte, perché potrebbero un giorno diventare preziosi e testimonianza di un mondo che va scomparendo, perché è chiaro che un giorno tutti i romanzi concorreranno al premio Strega. Ma ecco, allora 79 titoli che poi diventeranno 12, che poi diventeranno 5, che poi diventeranno uno solo, il vincitore. Benissimo, però noi siamo andati, noi del giornale, il mio collega Matteo Sacchi in particolare, è andato a fare due conti sul numero di pagine che il comitato direttivo dello Strega è costretto a leggere in questo periodo. Allora, vediamo. Intanto il comitato direttivo, cioè i grandi lettori che selezionano i 12 titoli della prossima fase, sono Pietro Abate, Giuseppe Davino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Gabriele Pedula, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine. Ecco, c'è da sperare che questi staccanovisti della lettura abbiano al posto degli occhi delle protesi tecnologiche, degli scanner per facilitare la lettura, perché diciamo che abbiamo contato il numero di pagine che hanno i 79 romanzi che loro devono leggere per forza per selezionare i 12 migliori. Quindi allora il totale delle pagine è 19.390, devono leggerle entro mercoledì 1 aprile. Ora poniamo anche che abbiano effettivamente degli scanner al posto degli occhi e che siano degli Usain Bolt della lettura, cioè gente che Usain Bolt è il primatista mondiale dei 100 metri, un leggendario atleta giamaicano, scusate. Non è elegante, mi rendo conto, ma purtroppo le allergie sono le allergie. Allora, dicevamo che sono soltanto 19.390 pagine da leggersi entro mercoledì 1 aprile. Allora, se uno fosse un Usain Bolt della lettura e riuscisse, per ipotesi, a leggere 50 pagine all'ora, per leggere tutti i 79 libri ci vorrebbero 388 ore, che sono 16 giorni completi, cioè di lettura 24 ore al giorno senza dormire, quindi.
cosa che appare un po' difficile. Se invece costoro sono capaci di leggere almeno 8 ore al giorno, tutti i giorni, in ogni caso ci vorrebbero 48 giorni e 11 ore. Per il 1° aprile mi sa che non ci stiamo dentro, ci vorrà qualche proroga forse. Diciamo che poi insomma 8 ore di lettura, insomma provate voi, cioè se 8 ore vi sembrano poche, cantavano le mondine, 8 ore di lettura sono tantissime, no? Ci vuole un'elevata concentrazione e quindi leggeranno meno di 8 ore e poi devono leggere al netto del lavoro massacrante che fanno alcuni dei membri del comitato direttivo, che sono scrittori, conduttori radio, consulenti di casa editrice, autori in prima persona, cioè oltre alla lettura dei 79 tomi c'è anche il loro lavoro, poi immagino che molti avranno una famiglia, quindi il tempo si riduce ancora. Come faranno? Veramente sono vittime di una situazione veramente sbagliata, veramente grave per loro. Il libro più lungo è quello di Matteo Nucci, che è Platone, una storia d'amore, che è un bel libro, di 576 pagine. È un bel libro, io non l'ho letto perché non faccio parte del comitato direttivo, né sono tenuto a leggere tutti i libri di cui si parla sul mio giornale, ma chi l'ha letto mi assicura che è un bel testo e io mi fido dei miei collaboratori. E sono 5, ci ho messo 5 anni a scriverlo, un lavoro molto impegnativo, e verrà letto però alla bersagliera dagli staccanovisti del comitato direttivo. Poi quello che volevo dire, no? Cioè, diciamo, un giornalista famoso, Pierluigi Battista, ha chiosato questa situazione sui social media scrivendo: per fortuna la scelta finale risulterà equanime e puntuale, scevra da ogni altra considerazione extraletteraria, buona lettura. Questo si chiama sarcasmo allo stato brado, perché insomma si insinua che non siano proprio letti tutti per intero, ecco, questi libri magari. Si diceva prima che ogni libro è sponsorizzato da un amico della domenica, che poi spesso è anche un amico vero dell'autore. E qui vorrei tirare in ballo un grande giornalista con il quale ho avuto il piacere di lavorare, che era Mario Cervi. Mario Cervi disse 2 cose memorabili sul mondo dei libri a me. Andavamo molto d'accordo, veniva ogni giorno a trovare la redazione Cultura. Una volta mi disse che quando questo libro è talmente brutto che se ne può parlare perfino bene, che è una battuta geniale. E poi un'altra volta mi disse, perché io dicevo, vabbè, però insomma, tutti questi amici che premiano amici, che premiano amici, che premiano amici, io premio te, tu premi me, insomma, alla fine è un po' una cosa un po' triste, no? E lui disse, la cosa sbagliata non è avere degli amici da raccomandare, la cosa grave è che siano cretini e raccomandarli lo stesso. Una frase da tenere presente. La vittoria ovviamente per pochi, però la fascetta dello Strega ancora aiuta nelle vendite, la vittoria qualche anno di più, qualche anno di meno, comunque segna sempre un incremento delle vendite, in alcuni casi estremamente significativo, e quindi appunto è per questo che la finale, cioè che tutti provano ad arrivare in finale, qualcuno sa già che non ci arriverà, ma già la fascetta gialla candidato al premio Strega è una cosa che tende ad attirare il lettore, magari il lettore quello anche occasionale, no? Cioè che non legge tanti libri e si fila quindi del parere del comitato direttivo, che dovrà leggere soltanto
19.000 pagine entro aprile per compulsare disperatamente, credo, a questo punto, i 79 candidati al premio finale. Ma per il momento facciamo una pausa, ascoltiamo un classico dei Kiss, Rock and Roll All Night, e poi torniamo con la seconda parte. You show us everything you've got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night and party every day. You keep on saying you'll be mine for a while. You're looking fancy and I like your style. You drive us wild, we'll drive you crazy. You show us everything you've got. Baby, baby, that's quite a lot. And you drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night and party every day. Wanna rock and roll all night. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Nella prima abbiamo preso in esame il premio Strega, abbiamo visto che il comitato direttivo è schiacciato da un lavoro esorbitante, dovrà leggere 19.000 pagine entro il 1 aprile. Perché 19.000? Perché la somma delle pagine dei 79 romanzi candidati alla vittoria finale supera appunto le 19.000 pagine, 19.300. Bene, adesso cambiamo radicalmente discorso. Vorrei presentarvi un libro che in realtà è uscito nel 1980, ma paradossalmente, pur essendo un libro di storia e di storia contemporanea, paradossalmente come dire, assume un significato molto attuale in questo periodo di guerre tutti contro tutti e in questo periodo in cui una parte della politica, la sinistra, appare alquanto in imbarazzo e quasi senza parole davanti a quello che succede, no? Non riesce a esprimere una condanna netta della teocrazia degli ayatollah. Diciamo, si appella al diritto internazionale per far spesso, diciamo, per far professione in realtà di anti-americanismo e di opposizione verso lo Stato di Israele. Allora, questo è un libro di Giorgio Galli, che è un famosissimo storico, scritto insieme a un'esperta di sondaggi e di statistica,
che si chiama Alessandra Nannei, e questo libro si intitolava Italia, Occidente mancato, uscì per Mondadori appunto all'inizio del 1980. Diciamo che Galli metteva un po' in prospettiva quella che era lo scenario politico italiano, e in pratica ci diceva questo, sintetizzando in maniera brutale. In Italia ci sono due culture politiche che, pur essendo minoritarie nelle urne, sono però, diciamo, decisive e importanti nel dibattito pubblico. Lo influenzano, e non solo lo influenzano, lo dirigono. Queste due culture sono radicalmente antitetiche alle democrazie liberali, quali l'Italia vorrebbe essere, no? Vorrebbe appartenere a questo gruppo. La prima cultura di questo tipo è la cultura comunista. I comunisti ovviamente vedevano come il fumo negli occhi il capitalismo o il libero mercato, che è la base, diciamo, della democrazia liberale, e diciamo che la stessa democrazia era un'opzione, insomma, rinunciabile. Ma cosa è successo? Insomma, è successo che i comunisti sono usciti dalla Resistenza, diciamo, presentandosi come gli unici come vincitori italiani, cioè l'Italia ovviamente è un paese sconfitto, liberato dagli alleati. I comunisti però hanno detto che, insomma, la resistenza era stata decisiva e che loro erano la resistenza, facendo finta che non esistessero altri gruppi militari, partigiani bianchi e tante altre formazioni che comuniste non erano. Inoltre nascondendo un fatto evidente agli storici ormai da decenni, ovvero che diciamo, la fedeltà del Partito Comunista era innanzitutto indirizzata verso Mosca, e la stessa svolta democratica del PC, la svolta di Salerno, diciamo, con la quale il PC italiano rinunciava alla lotta armata e a proseguire in pratica la resistenza, sappiamo noi per documenti trovati da un grande storico che si chiama Viktor Zaslavsky, sappiamo che questa svolta fu voluta da Stalin e che faceva parte di diciamo una tattica, della tattica di Stalin, che in quel momento, alla fine della seconda guerra mondiale, era impegnato ad allungare le mani sull'Europa dell'Est e quindi non voleva aprire un altro fronte rivoluzionario con una guerra civile che si sarebbe prospettata lunghissima nell'Europa meridionale, in Italia, e quindi ordinò a Togliatti la svolta democratica. La seconda cultura è quella opposta, è quella erede del fascismo, e non di un fascismo qualsiasi, non del fascismo regime degli anni 20 e 30. No, qui il Movimento Sociale Italiano era l'erede della Repubblica Sociale Italiana, che almeno a parole aveva recuperato l'anima socialista che faceva parte della cultura politica di Mussolini e anche del primissimo fascismo. Se voi leggete diciamo, gli atti che furono preparati a San Sepolcro, a Milano, nella piazza di San Sepolcro, vedete che c'è una forte influenza ancora socialista che poi sparisce. Quindi diciamo sono due culture, entrambe radicalmente antitetiche all'americanismo e a ciò che rappresenta l'America, ovvero il libero mercato, il consumismo e così via. Queste due culture sono proseguite, cioè hanno trovato ulteriore linfa nel 68 e in periodi bui della Repubblica Italiana, e hanno dato vita a un brodo culturale cosiddetto rosso-bruno, cioè un po' dove l'estrema sinistra tocca l'estrema destra,
un brodo culturale appunto, per cui oggi noi vediamo gente che ieri inneggiava all'URSS, a Castro e a Arafat, e che oggi fa il tifo per i Pasdaran, per Maduro e per Putin. La cosa grave è che la sinistra istituzionale, quella dei partiti, continua a flirtare con questi gruppi, tanto è vero che poi si trova paralizzata e incapace di prendere una posizione nettamente invece filo occidentale. Poi l'Italia è rimasta sempre nel campo della NATO, quindi nel campo occidentale, però appunto Galli diceva Italia Occidente mancato perché ci sono stati dei momenti di effettiva vicinanza allo spirito occidentale, ma poi l'Italia tende sempre un po' a prendere le distanze, e dice lui che diciamo la manifestazione, le due manifestazioni di questo Occidente mancato sono da un lato la democrazia bloccata, no? Cioè protetta, diciamo così, per cui i governi non nascono mai nelle urne, soprattutto nell'ultimo periodo, nascono da giochi parlamentari, e poi soprattutto dice il nostro capitalismo è un capitalismo assistito dallo Stato, e quindi non è, in sostanza è un capitalismo fuori dal libero mercato, si colloca fuori dal libero mercato. Questo libro non è più stato ristampato, che io sappia, probabilmente perché diciamo, la ripubblicazione implicherebbe fare tutta una serie di ricerche economiche e sociali che sono ben presenti nel libro, che è pieno di dati. Cioè tutto quello che viene detto, ad esempio in campo economico, è provato in maniera inoppugnabile da una serie di grafici e di numeri preparati da Alessandro Nannei. Comunque, anche se in realtà la narrazione dei fatti si arresta al 1980 circa, nonostante questo rimane appunto un libro, secondo me, che spiega molto di alcune piazze bizzarre che troviamo, no? Cioè la piazza Filo Venezuela, con la manifestazione organizzata dai sindacati, che si va a confrontare con dei venezuelani che stappano la bottiglia perché il dittatore è stato deposto, così come ci sono delle bizzarrissime manifestazioni, cioè quasi non si riesce a dire che i Pasdaran in Iran hanno dato vita a una delle peggiori teocrazie mai viste sulla faccia del pianeta, dove le donne sono perseguitate e i gay impiccati alle gru, e la sinistra dei diritti però davanti a questo è un po' reticente e diciamo si aggrappa a cavilli per non dover per non dover scegliere il campo nel quale stare in maniera netta. Alla prossima. Avete ascoltato Alta Tiratura.